www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Allora, ritroviamo il Lele. Dopo l'ultima volta in cui ti avevamo visto in panchina, non era stata una bella giornata? Ricompari in bluceleste? Ricompari no, io sono sempre, ovvio che io sono sempre legato a questa maglia, a questi colori, a questa società. Certo, l'ultima esperienza non è stata una bella esperienza, anzi è stata un'esperienza tragica, però io credo che quest'anno ci siano molti presupposti per far sì che si faccia una buona stagione. La richiesta di tornare da chi ti è arrivata? Ho parlato col signor Sero, mi ha chiesto se ero disposto a tornare qua e da parte mia non c'era una gran voglia di ritornare a scendere da San Giovanni qua. Allora, noi abbiamo fatto provocatoriamente una domanda prima in conferenza stampa: ti deve qualcosa la Calciolecco? Per cui in qualche modo dovrei essere risarcito per quell'ultima domenica in cui ti hanno messo sul patibolo. È stata, certo, quella settimana lì è stata una settimana molto particolare, nel senso che io non potevo dire di no al fatto di dover fare l'allenatore, certamente. Come non posso dire di no a tutto quello che la Calciolecco mi chiede, mi possa chiedere, ma non come sacrificio, ma come presenza sia professionale che, come ho detto prima, come tifoso. È stata una settimana che per certi versi mi è costata tanto, mi è costato il fatto di sentire il bisogno di un anno di un break emotivo soprattutto, perché quello che era successo quell'anno lì per tanti versi è stato un anno molto molto duro. Ho provato delle amarezze che difficilmente avevo provato nel calcio negli anni precedenti, anche se gli altri 2 anni, a dire il vero, non erano stati anni esaltanti, però è diverso. Però questo disfacimento di forze che avevano credevano di poter far bene, devo ripetere, hanno portato a me molta amarezza. Infatti la battuta con cui ti sei presentato oggi è stata: io sono un tifoso più che un professionista della Calciolecco. Lo ribadisco un'altra volta, certo che è ovvio che io amo il lavoro, cioè il lavoro è una cosa molto importante in me. Io mi ritengo sempre un tifoso di questa società, non solo un tifoso di questa società. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Il presidente Sergio Invernizzi, oggi la presentazione del nuovo tecnico, dei nuovi tecnici, perché non è uno soltanto, Alessio Del Piano, ma anche Alfredo Magni, che sarà non il suo tutor come si stava dicendo nei giorni scorsi, ma in realtà è il collaboratore vero. Sì, assolutamente, 2 allenatori, due mister, dove da una parte l'esperienza, da quell'altra la voglia di emergere, di proporsi, quindi ragazzi giovani, entrambi calciatori, quindi prima di tutto la voglia, secondo me adesso sta montando, è quella di fare un anno qui a Lecco, l'anno del centenario, si porta al centenario con quello che loro dicono e chiedono e vogliono dai giocatori che arriveranno, prendere la passione, la voglia, la grinta e buttarla veramente in campo dalla prima all'ultima partita. Proprio pochi istanti fa il mister diceva ogni domenica deve essere uno spareggio. Con questa mentalità, probabilmente senza fare a questo punto promesse che poi è sempre un po' difficile nel calcio mantenere, quindi buona volontà e tanto lavoro. Io sono fiducioso, adesso si tratta poi di organizzare la squadra, nei prossimi giorni cominceremo a far arrivare
atleti e poi via con ritiro. Beh, intanto uno non è andato via ed era fondamentale. Fabbro è stato confermato, sarà ancora blu celeste per la prossima stagione, è stato il migliore l'anno scorso indubbiamente, per cui già il tassello iniziale che tutti chiedevano c'è quantomeno. Sì, lui, non solo lui, ecco, i nomi sono alcuni altri, sappiamo il portiere Durandi che ha fatto molto bene, c'è questo giovane comunque ragazzo che è stato con noi, Fal, che a proposito domani c'è questo incontro, vedremo di riuscire ad averlo, perché poi nella rosa degli attaccanti secondo me è un ragazzo che per la categoria ci sta e molto bene, poi ha delle potenzialità buone, lui sarebbe felicissimo di tornare a fare una stagione a Lecco, quindi ecco, vanno cercate soprattutto anche queste cose, quindi ragazzi che sono stati già con noi qui a Lecco e sono stati bene loro, sono stati anche involuti nella tifoseria abbastanza esigente di Lecco. Allora, Alfredo Magni, Missaglia, girato, ma Lecco non c'era mai stato. Finalmente. Speriamo, dicevo prima il Presidente, ho iniziato la carriera col Calcio Monza vincendo il campionato e speriamo di chiuderla a Lecco vincendo il campionato. E quindi vuole qualcuno che si espone. Anche, no, non è espone nel senso non che vinceremo. L'obiettivo è quello. L'obiettivo è quello, è inutile star qui a nascondersi. Il Lecco se arriva quinto non serve a niente. Il Lecco deve lottare per l'alta classifica, le qualità ci sono, c'erano già anche in parte anche l'anno scorso, adesso con l'arrivo di Del Piano che è un ragazzo che ha grossa volontà, carisma e personalità e anche idee tecniche e tattiche, quindi con la collaborazione dei nostri 4 che siamo insieme allo staff, insieme a Ratti e il preparatore dei portieri, quindi speriamo di dare la soddisfazione al Presidente e alla città di Lecco che merita la categoria superiore. L'accoglienza lecchese sta arrivando, piove, questo è tipico e classico lecchese. Diceva prima in conferenza stampa che lei ha seguito Del Piano quest'anno. No, ho seguito un mese, sono andato di nascosto, vedi, quando me l'hanno detto, non di nascosto, mi mettevo là a vedere gli allenamenti, ho visto che lavorava molto bene e poi sono andato a vedere anche nelle partite e quindi a vedere come metteva giù la squadra, come faceva i cambi, ok, mi ha fatto un'ottima impressione, però non è, il Presidente e il direttore non l'hanno preso dopo il mio ok, l'avevano già in mente da prendere, siccome che il direttore, non so, penso che aver sentito il Presidente che lui non avendo il patentino che potevo collaborare, sono andato a vedere che persona è e poi sono andato a vedere 2 o 3 gare assieme, a vedere come si esprimeva, come parlava, le idee, tutto questo è molto importante, perché come i giocatori, anche gli allenatori, non sempre si può fare, bisogna andare a vederli quando lavorano durante la settimana. Io avevo Bisoli, l'allenatore che era a Cesena, quello del Cagliari, che adesso è andato con noi, è stato il mio giocatore a Arezzo, mi telefonava e mi fa quel giocatore così della Tritium, parlavo dell'anno scorso, ho detto se vuoi vado io a vedertelo 2 o 3 volte, ma però durante la settimana, e sono andato a vederlo durante la settimana e gli ho tirato su. E tornando a questo ambiente, lo dice un po' prima il Presidente, ma gli anni che io dovevo venire qua, scendendo da quella scaletta lì, voi non l'avete sentito, avete sentito per Ceppi, il vecchio presidente scendendo la scaletta mi fa io giocavo nel Monza e mi fa Biondino, che ero biondo, ero bravo di testa, mi diceva Biondino, se non avessi 2 difensori forti prenderei te, era Sacchi e Pasinato e giocava anche lì, e mi giocava nel Monza, per dire. E qui ho sempre stato un desiderio, poi ho la casa qui in montagna, sono sempre qui a Lecco, sempre stato la mia, però adesso l'allenatore è Del Piano e quindi Del Piano deve fare carriera e tenere il patentino e far vincere il Lecco. Lei si è contenta di vincere il primo anno, dopo, così chiude la carriera col circo. Sì, io non ho bisogno di gloria. Bene, dai. Okay. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport, 24 ore di emozioni blu celesti. Allora, tanto bentornato Alessio Del Piano. Grazie. Come pensi di trovare l'ambiente che già ti ha conosciuto? Hai un certo credito anche, perché la stagione finale è stata l'ultima di soddisfazione che abbiamo goduto qui a Lecco.
Ma io conosco Lecco adesso in questo momento è un meccanismo un po' bloccato, ha bisogno di entusiasmo, di fiducia, e questa gliela possiamo dare solo noi in campo, quindi piano piano dobbiamo rimettere in moto questo meccanismo che unisce società, squadra e tifosi, che sono fondamentali. Perché io rivedere la curva come ho visto nelle ultime partite non la vorrei mai vedere a Lecco, perché Lecco ha di bello questo, la passione, l'amore per questa maglietta, rimettere in moto un meccanismo. L'obiettivo è quello di far ripartire un periodo di fiducia, di stima, di condivisione di situazioni, perché io vorrei che anche la curva si sentisse parte, che noi andiamo in campo orgogliosi di vestire una maglietta che rappresenta loro, perché il calcio sono loro. Quindi riuscire a riunire di nuovo tutte queste componenti, perché senza di una di queste si fa molto più fatica a far ripartire un meccanismo. Come dicevi, nella scelta dei giocatori sarà fondamentale che abbiano fame, che abbiano la grinta, la cattiveria agonistica, che è stata la caratteristica della squadra che poi ha vinto quel campionato con Sannini in panchina e capitano. Ovviamente le condizioni tecniche saranno fondamentali, ma sarà quella la caratteristica del tuo Lecco. Io voglio fortemente un Lecco di nuovo così. Lecco ha bisogno di una squadra così, perché quando ha vinto con squadre così. E il nostro obiettivo è quello di riportare quella mentalità lì. Io sono un rompiscatole, lo ero da vecchio capitano, lo sono da allenatore. Sono rompiballe, però credo che l'unico modo per raggiungere determinati obiettivi è volerlo più degli altri, quindi ogni giorno della settimana bisogna battere il ferro, perché poi la domenica ti porti quello che hai fatto in settimana. Vorrei che si rivedesse gente che pedala, gente che ha fame, gente che ha voglia di fare il meglio possibile. Poi alla fine vedremo un po'. Però dobbiamo oculare dentro di noi, sono importanti. Grazie.